Allora, eccoci rientrati in studio qui a TV7 Match, seconda parte della trasmissione, iniziamo un po' in ritardo, seconda parte dedicata alla politica, alla situazione del confronto tra i partiti, alla ricerca di trovare il bandolo della matassa per formare un nuovo governo. Ieri c'è stata la direzione nazionale del Partito Democratico, ma di questo parleremo dopo. Intanto presento gli ospiti. Allora, siamo proprio in attesa, peraltro, del segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato, che comunque sta arrivando. Presento Paola Ghidoni, buonasera, della Lega, buonasera a lei, buonasera a Claudio Gori di Fratelli d'Italia, buonasera anche grazie. a lei. Al suo fianco abbiamo Michele Grinzato del Partito Socialista, buonasera Grinzato, e grazie anche a lei di essere qua. Grazie. Allora, anche per la seconda parte della trasmissione noi abbiamo le nostre ricorrenze storiche, allora sentiamo di che cosa parliamo stasera, come sempre in questa sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 28 aprile 1969. Charles de Gaulle si dimette da Presidente della Repubblica francese. 28 aprile 1992. Il Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga si dimette. Le dimissioni segnano l'inizio della fine della Prima Repubblica. Allora, due presidenti dimissionari in tempi diversi, motivazioni diverse. Iniziamo con Charles de Gaulle e introduciamo l'argomento con questo breve servizio. Il 30 maggio 1968 de Gaulle, con un violento discorso contro la sovversione, annuncia lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. Il popolo francese teme il peggio e nelle elezioni del giugno i gollisti ed i loro alleati ottengono una rilevante maggioranza. De Gaulle tenta di varare un troppo ambizioso piano di rinnovamento economico. È il canto del cigno. Il programma viene bocciato da un referendum popolare. È il 27 aprile 1969. Il giorno seguente de Gaulle lascia la presidenza e si ritira nuovamente a Colombey-les-Églises, dove si accingerà a scrivere le sue memorie. La morte lo coglierà il 9 novembre 1970 a 79 anni. Allora, eccoci qua rientrati in studio. Allora, il generale de Gaulle è una figura sicuramente importante per la Francia, in un momento anche particolare del paese. Le dimissioni arrivano in particolare dopo un referendum al quale si richiedeva una riforma, si voleva abolire il Senato e peraltro si parlava anche di una forma, diciamo così, di maggiore autonomia delle regioni, no? E dopo l'esito de Gaulle appunto decide le dimissioni. Inizierei da Claudio Gori a parlare, come dire, un po' un commento a questa figura della storia francese. Beh, il generale de Gaulle ha rappresentato fino all'ultimo momento comunque per la Francia l'eroe che salvò la Francia dall'invasione dei tedeschi. E de Gaulle era un uomo tutto d'un pezzo, come oggi in politica se ne trovano pochi. Era il presidente della Repubblica francese, un presidente che era talmente fiero dei suoi valori che diede le dimissioni non perché perse una elezione o perché venne attaccato politicamente, diede le dimissioni solo dopo non aver vinto un referendum. Proprio perché era un uomo tutto d'un pezzo, aveva dei suoi valori, mettiamola così. Però questo mi fa pensare a dei referendum italiani dove certi valori magari non sono stati per alcuni politici tutti di un pezzo. Abbiamo avuto recentemente, se vogliamo fare un parallelismo, no? Dei referendum in Italia, uno nel 2016, secondo il quale se perdo mi ritiro. Il generale de Gaulle non ha dovuto fare nessuna dichiarazione prima o dopo, ha perso, l'ha presa come una sconfitta personale perché intendeva modificare le regioni e il Senato anche all'epoca,
e si è dimesso perché non aveva raggiunto lo scopo, uno scopo che dal suo punto di vista politico ma anche storico all'epoca non aveva portato un beneficio ai cittadini francesi. Dovrebbe far riflettere la nobiltà della politica e delle proprie convinzioni, tant'è vero che oggi questa nobiltà è assente nella maggior parte dei politici italiani. Se ci allarghiamo un pochino più in là, siccome dai temi di questa serata storici ci sono anche le dimissioni di Cossiga, e dopo lo sentiremo. Ecco, allora mi trattengo. Diciamo che in Italia si induce più a far dare le dimissioni, in un certo modo, più che a darle spontaneamente o per orgoglio politico d'appartenenza o per valori in cui si crede. Ecco, quindi penso che De Gaulle per certi aspetti, oggi dovrebbe essere uno dei punti di riferimento, non l'unico, ma uno dei punti di riferimento. Paolo Ghidoni, cosa dice? È d'accordo? Sì, beh, sicuramente c'è un parallelismo fra quello che è accaduto in Francia, quella volta con le dimissioni di De Gaulle, e quello che è accaduto, anche se poi l'esito è stato un po' diverso, perché i personaggi evidentemente erano molto diversi. Quello che non è accaduto. Quello che, esatto, poi sarebbe dovuto accadere e invece di fatto poi non è accaduto con l'ultimo referendum nostro. Tra l'altro i due referendum erano anche abbastanza simili, perché comunque si voleva già quella volta in Francia abolire un organismo tipo il CNEL, che assomigliava parecchio al nostro CNEL, riformare le regioni dando maggiore autonomia e togliere una parte del Parlamento, per cui c'è veramente un grande parallelismo. Certo poi le conseguenze, come appunto sappiamo, sono state leggermente diverse in Italia un po' di anni dopo, e quindi diciamo che non c'è stata la stessa classe. Sì, certo. Sentiamo anche Grizzato. Sì, insomma, la figura di De Gaulle direi che va oltre i confini, l'importanza di De Gaulle nella storia va oltre i confini nazionali francesi, è di primo piano a livello internazionale, ma insomma dirò che queste forme di parallelismo, è vero tutto, è vero la coincidenza del fatto che ci fosse la proposta di riformare il Senato, sono vere molte cose in questa forma di parallelismo, non si tiene conto del fatto che ci sono una cinquantina d'anni di distanza tra l'uno e l'altro, erano diverse le persone, erano diverse le storie e le loro provenienze. È un uomo che ha fatto 2 guerre, cioè, è vissuto all'interno dell'esercito, una figura che viveva in un periodo storico nella quale determinati valori, giusti o sbagliati che fossero, erano ancora molto radicati. Tra quelli giusti c'era senz'altro il senso della cavalleria, la cosiddetta senso della cavalleria, che comportava evidentemente anche un mantenere la parola, anche la parola data con una certa leggerezza era quella che faceva sì che l'uomo si portasse appresso la propria reputazione. La cosa non è vero che sia passata di mano, si è modificata nelle forme, come negli ultimi 50 anni si sono modificate moltissime cose, si è modificato il modo di recepire le informazioni, e non parliamo di questo in termini politici perché sennò ci sarebbe da fare un trattato di 10.000 pagine sulle modalità di comunicazione della politica, ma si è modificato in generale molto nella comunicazione quotidiana, per cui certo i parallelismi ci sono in mezzo 50 anni di storia di quello che è stato definito il secolo breve, che quindi equivalgono a un periodo immensamente lungo di cambiamenti sociali. Certo. Ermanno, Claudio Lori ha parlato di far dare le dimissioni, no? Le dimissioni si danno oppure si mettono le persone nelle condizioni di darle? Devono essere provocate, uno le dà perché ha una sua etica e risponde a se stesso prima di rispondere agli altri. Se poi vengono provocate, allora questo bisogna vedere se non è un ricatto oppure se questo, nonostante quello che il suo comportamento, nonostante non è eticamente corretto, diciamo. E queste sono 2 cose che succedono. Ma quello che mi fa pensare di De Gaulle che è l'unico generale del secolo breve che si comporta politicamente e eticamente in maniera corretta nei confronti del proprio paese.
sempre quei limiti che si può avere all'interno di una politica e come generale all'interno di un esercito che ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale. Perché io se paragono il generale de Gaulle con Francisco Franco o il generale de Gaulle con Pétain, che è un altro generale sempre più vecchio di lui, ma comunque che porta allo sfascio la Francia perché si arrende praticamente nonostante abbia vinto la battaglia di Verdun, no? Quindi grande eroe della prima guerra mondiale, poi cala le braghe con Hitler. Hindenburg, che è il fautore, diciamo, è quel promotore di Hitler e quindi portare la Germania verso il disastro che ha provocato poi il nazismo nell'arco di, perché sembra un secolo, è durato 11 anni il nazismo, tutto quello che ha fatto, ancora adesso si continua a replicare e memorizzare questa cosa, in 11 anni ha fatto delle cose che sono inimmaginabili, ma soprattutto a danno della Germania e a danno di quella razza che difendeva, quindi siamo alla follia totale. De Gaulle è coerente, De Gaulle salva la Francia 2 volte. La prima volta la salva perché si inventa di essere il difensore della Francia e scappa, non scappa, si rifugia in Inghilterra e organizza una rivoluzione interna alla Francia, un movimento contro gli invasori e quindi viene tenuto in considerazione dagli alleati, ma in maniera molto blanda, non è considerato più di tanto, tant'è che gli alleati bombardano la Francia e non glielo dicono nemmeno quando fanno i piani per l'avanzata e tutto il resto, non invitano De Gaulle a condividere queste cose perché sanno che sarebbe contrario a questo tipo di tattica militare nei confronti dei francesi, ma i francesi stanno dall'altra parte e quindi questa è ma è lui che entra per primo a Parigi dicendo che la Francia è libera e si è ribellata. Se arrivavano prima gli alleati sarebbe stata una tragedia perché sarebbe stata una conquista della Francia e non una liberazione della Francia e quindi tatticamente e anche politicamente è valido. L'altro aspetto, la seconda volta, è quando si passa dalla Quarta alla Quinta Repubblica. Ormai la Francia non ha più la capacità di gestire le colonie per propria incapacità, perché le libertà, fraternità, eccetera, le usa all'interno dei propri confini, ma non le esporta poi nelle colonie, e quindi c'è un conflitto, ma questo conflitto viene alimentato poi anche dagli ex suoi alleati, che alleati non erano, perché chiaramente la Francia con Pétain era passata dall'altra parte. E quindi gli Stati Uniti danno una mano agli indocinesi contro i francesi. I francesi, quando l'Indocina si chiamerà Vietnam, daranno una mano ai vietnamiti contro gli americani. E non a caso il tentativo di trattato di pace, no, viene fatto a Parigi, perché per i vietnamiti Parigi è un punto di riferimento importante e non andrebbero né a Washington né a nessun'altra parte. De Gaulle, in questa crisi notevole della Francia, l'ultimo presidente francese mi sfugge il nome, che dà le dimissioni, viene eletto De Gaulle e De Gaulle crea uno Stato e crea una nuova Repubblica, la Quinta Repubblica, dove c'è l'elezione diretta del Presidente, no, della Repubblica e quindi viene gestita, che sarebbe un po' quello che sarebbe necessario l'Italia in questo momento, visto che parleremo tra un attimo di questo andirivieni, di questo battibecco tra i vari partiti che alla fine non si riesce ad arrivare a una conclusione. Ci vuole, non dico un potere forte, ma ci vorrebbe uno che comunque, alcune figure che prendano la capacità di gestire il paese, soprattutto come l'Italia in questo momento che è in grave rischio. Quindi De Gaulle entra nella Quinta Repubblica ed è quello
poc'anzi abbiamo portato l'esempio, quello che fa saltare la base aurea degli Stati Uniti, perché chiede, gli Stati Uniti allora, cosa che non abbiamo detto precedentemente, dopo la guerra incominciano a stampare dollari, dicendo noi abbiamo questa base aurea ma nessuno va a contare, perché gli Stati Uniti sono vincitori e nessuno può dire agli Stati Uniti scusa posso contare quanti dollari stampi ogni giorno, e allora la carta diventa una quantità enorme e gli Stati Uniti stanno comprando tutto, in Francia comprano aziende francesi a botte di dollari di carta e quindi De Gaulle frena questa cosa, mette su una nave una quantità notevole di metri cubi di dollari, li manda in America e dice adesso mi mandate l'oro corrispondenze. E a questo punto che gli Stati Uniti dicono il dollaro vale come una quotazione di borsa, se viene richiesto aumenta il suo valore, se viene rifiutato perde il suo valore. E allora nasce un'altra proposta, facciamo una moneta internazionale che non sia il dollaro. E questo è il tentativo, naturalmente un tentativo che nasce fallimentare perché nessuno è disponibile a esporre se stesso all'interno di un'operazione così complicata. Nascerà invece la seconda moneta che è l'euro successivamente, molti anni più tardi. E De Gaulle è coerente ed è un politico oltre a un generale, ed è un politico che porta la Francia, cerca di riportare la Francia a quelle grandeur che lui spesso invoca ma che la Francia non è più in grado di tenere. Adesso veniamo alle altre dimissioni, veniamo alle dimissioni di Francesco Cossiga, 1992, l'inizio della fine della Prima Repubblica. Cossiga annuncia in diretta televisiva, fa un discorso in televisione appunto, annunciando le sue dimissioni. Ne sentiamo un brano. Io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Ho voluto dirlo a voi direttamente, cercare di spiegarlo. Spero di esservi riuscito. Sono certo, io spero che voi mi abbiate compreso. C'è chi approverà il mio gesto, c'è chi questo gesto non approverà. Spero che tutti lo consideriate un gesto onesto di servizio alla Repubblica. Per assicurare un ordinato trapasso dei poteri, firmerò l'atto di dimissioni martedì 28 aprile 1992. 7 anni in cui ho cercato col silenzio, poi con la parola, con gli atti, con gli scritti, con i comportamenti di servire il mio Paese. Vi sono riuscito, non vi sono riuscito. Non spetta a me giudicarmi. Io non ho messaggi da lanciarvi e non ho né forza politica né rappresentanza morale tale da pretendere di lasciarvi testamento. Ecco, queste alcune delle parole, il discorso poi prosegue, c'è un messaggio invece che viene dato anche ai giovani. Sono delle dimissioni che arrivano sicuramente in un momento particolare. Inizierei da Grizzato. Sì, particolarissimo, particolare. Importante, diciamo. Molto determinante, direi, è stato un momento di svolta, insomma. Sono arrivate nel 92, sono arrivate appunto a cerniera tra la Prima e la Seconda Repubblica, si è verificato il crollo definitivo in alcuni casi e in altri non
altrettanto definitivo ma molto sostanzioso dei partiti storici che erano nati poi in molti casi prima perfino dell'Italia repubblicana, quindi veramente storici che portavano con sé grossa parte della cultura del paese, grossa parte della sensibilità del paese, ma come tutte le cose si evolve la sensibilità, si evolve la mentalità, si devono adeguare le strutture politiche che sono deputate a rappresentare queste mentalità e queste necessità del paese. Poi lui si dimise in realtà un paio di mesi, se non erro, prima della scadenza del suo mandato, gli succedette poi Spadolini, che era Presidente del Senato per pochi mesi, appunto dopo fu ricoperto il ruolo da Oscar Luigi Scalfaro, ma il fatto è che furono particolarmente emblematiche perché sancivano ufficialmente la fine di un'era, la fine dell'era dei grandi partiti di massa, e l'apertura rimaneva all'epoca era il Partito Democratico della Sinistra, c'era già stata la scissione tra PDS e Rifondazione Comunista a seguito dello scioglimento del PC, della Bolognina, ma era l'unico grande partito di massa che rimaneva dopo qualche cespuglietto, e l'avvento, lo sdoganamento di quella che fino a prima era la destra extraparlamentare, l'MSI, poi nel 91 se non mi sbaglio ci fu Fiuggi, e quindi lo sdoganamento da parte di Silvio Berlusconi di una destra conservatrice ma pienamente legittimata all'interno dell'arco costituzionale. E in secondo luogo questa figura che era ancora avvolta da una sorta di mistero, quasi di mitologia, che era Silvio Berlusconi e la sua creatura Forza Italia, che poi ha modificato, ha dato una grossa spinta nella modifica. Mi astengo qua dai giudizi, positivamente o negativamente, io propendo per il negativo, ma non so, è molto complessa la cosa, una modifica proprio del concetto di politica in Italia. Certo. Paola Ghidoni. Sì, anche qui c'è una similitudine con quello che sta accadendo in questo periodo, perché anche quella volta c'era stata una crisi appunto dei partiti tradizionali che avevano perso parecchi voti alle elezioni, sia di destra che di sinistra, e quindi c'era sicuramente un cambiamento importante in atto, e lui lo aveva capito da parecchio tempo, tant'è che tentava di dare una scossa all'Italia in vari modi, comunque sempre rimanendo all'interno delle istituzioni, per far sì che ci fosse un cambiamento anche, per così dire, strutturale, che seguisse questo cambiamento in atto nella politica. Però c'è riuscito solo in piccola parte, perché in realtà poi l'Italia è rimasta comunque ingabbiata nella sua struttura, che è piuttosto rigida rispetto invece a quella che è stata poi l'evoluzione della politica, della società italiana. E in particolare poi lui, mi sono riletta il discorso che ho trovato estremamente attuale, appunto, e alla fine lui dice, parla di fondare istituzioni che facciano sì che lo sforzo di ognuno vada a vantaggio di tutti, e questo è ancora, secondo me, un grosso problema che ha l'Italia, che è fatto di individualismi, cioè di persone che sicuramente prese singolarmente sono delle eccellenze, e possiamo dire che lo siamo un po' tutti, perché ci barcameniamo fra mille difficoltà, una burocrazia totalmente inefficiente. Quando però ci mettiamo tutti insieme, facciamo sì che il sistema Italia non funzioni, e quindi questo discorso che fece Cossiga, secondo me, è di estrema, ahimè, di estrema attualità dopo tutti questi anni. Certo. Claudio Gori, vediamo le immagini della firma appunto di Cossiga, c'è anche un Giulio Andreotti attento accanto che quasi sembra controlli, no? Nel discorso delle dimissioni Cossiga inizia già con una bugia, perché dice ho deciso di dare le dimissioni, in realtà non ha deciso assolutamente nulla, fu indotto da Napolitano a dare le dimissioni,
più che altro aveva tre opzioni: dare le dimissioni, impeachment, oppure astenersi da opinioni importanti come Presidente della Repubblica, infatti importanti per la nazione. Ma tutto questo da dove nasce? Era noto come il picconatore, no? Le sue picconate, le sue battute, le sue sferzate politiche erano viste come, soprattutto dal PDS, come una forma di scardinamento della Costituzione. Tant'è vero che venne poi associato alla Gladio 1 come organizzazione anticostituzionale che aveva, a loro dire, l'obiettivo di soverchiare l'ordinamento e la Repubblica, il tutto andando contro la Costituzione. Ricordiamoci che prima di Cossiga, se vado a memoria, nessun altro, a parte per ovvi motivi Leone, diede le dimissioni come Presidente della Repubblica in Italia. Quindi c'è anche un'altra cosa da tener conto: queste dimissioni non hanno molto intimorito la politica italiana dell'epoca. Perché? Perché i rapporti tra Napolitano e Cossiga sono rimasti sempre buoni. Tant'è vero che fu proprio Cossiga che in una telefonata raccomandò un bravo giovane che si chiamava e si chiama, perché è ancora vivo, Alfano, per poter prendere una importantissima posizione nel Ministero degli Interni. Quindi questo cosa dimostra? Che, ecco perché prima cercavo di fare un paragone tra De Gaulle e Cossiga, che un conto è dare le dimissioni di propria iniziativa per aver capito di aver o fallito o mancato un obiettivo, o non aver rispettato un voto, perché se assistiamo a quello che ai telegiornali odierni, e qui chi perde in teoria dovrebbe governare, chi vince dovrebbe fare un passo indietro, cioè qui non ci sono più regole. Prima avete accennato alla firma e a Andreotti, e la verità se l'è portata dietro Andreotti probabilmente e Cossiga insieme. Quindi manca un'etica nella politica che lascia intendere che le vere decisioni non le prendono probabilmente neanche coloro che vengono eletti, ma delle caste economiche, delle caste politiche, nascoste dietro i veri principali, che non sono gli attori, ma i principali sono i principali funzionari della politica, probabilmente al servizio di ignoti. Cosa dice Ermanno? No, è giusto soprattutto perché queste dimissioni vengono provocate da un presunto scandalo, perché si vocifera che il Presidente è stato capo del Gladio, che è un corpo separato dello Stato in funzione anticomunista, così come è stato creato dopo la guerra, perché la guerra fredda era questa. Ma lui stesso dirà, a pochi mesi prima di dare dimissioni, che la guerra è finita, la guerra fredda, e quindi le cose non saranno più come erano precedentemente, che gli americani lasceranno che le cose evolvano per conto loro. E questo è un avviso alla Democrazia Cristiana, che non ha più la difesa dei servizi americani. E torniamo al caso Moro, che costò i capelli bianchi a Cossiga e tante macchie sulla pelle. Purtroppo il Presidente è indotto a dare dimissioni e lui comincia a diventare picconatore ed è una figura biblica in quel momento. Muoia Sansone con tutti i filistei, e uno di questi filistei, che era il provocatore, era il povero Andreotti, che sperava finalmente, dopo essere riuscito a far dare dimissioni a Leone, di fare dare le dimissioni a Cossiga e diventare finalmente Presidente della Repubblica. E ci arriviamo al momento delle elezioni, c'è il primo scrutinio, il secondo scrutinio, ormai non c'è più possibilità se non l'elezione di Andreotti a Presidente della Repubblica, e c'è l'attentato di Falcone. E a questo punto il buon Pannella lancia un nome che è del tutto improbabile che venga eletto, mai se n'è parlato prima, e invece in questa sorta di pathos
in Parlamento viene eletto quello che non si era mai candidato, che non avrebbe mai avuto la possibilità di essere eletto. E questo è l'effetto, è la fine della Prima Repubblica, che non è mai finita peraltro perché non cambiò la Costituzione, come cambiò in Francia con De Gaulle, è l'inizio di una Seconda Repubblica dove i partiti piano piano diventano partiti di persone e non di rappresentativi della popolazione, dei cittadini. Quindi diventa un partito, Forza Italia diventa un partito di proprietà di Berlusconi. La cosa più strana è che a Berlusconi viene consegnata le chiavi della Democrazia Cristiana e si appropria anche del Partito Socialista perché c'era un'assonanza con Craxi e Craxi va poi con lo scandalo va ad Hammamet e così piano piano riesce anche giustamente a fare che il Fini faccia un'evoluzione del proprio partito e quindi fa un'alleanza che è meritevole. Il problema che poi abbiamo vissuto è la gestione di questa massa critica che sicuramente è positiva, nel senso che c'è un'assonanza in una certa direzione, ma poi i risultati non ci sono effettivamente. Ecco, questa è la differenza. Cossiga dà le dimissioni perché è costretto e sicuramente non le avrebbe date. Certo, allora chiudiamo qua la nostra pagina delle ricorrenze storiche, andiamo in pubblicità e poi iniziamo a vedere cosa è successo questa settimana, quali sono le prospettive future. 2 minuti di pubblicità, ma torniamo subito, TV7 Match, e parleremo anche della direzione del PD. A tra poco.